molto pieno di affetto, una autentica educatrice. Narodil som sa v veľmi pobožnej rodine, videl som môjho otca sa modlievať, to mi dosť pomáhalo. Videl som a mal som svoju mamku, ktorá nás mala veľmi rada a to mi veľmi pomáhalo, tá jej láska, cítiť tú lásku v rodine. Posso dire che sono nato in una famiglia di un ambiente molto religioso che tuttora i miei fratelli, le mie sorelle, i miei nipoti frequentano così di una forma stabile la Chiesa. Narodil som sa teda v takej rodine, ktorú skutočne hovorím a považujem stále za veľmi pobožnú. A až dodnes aj moji bratia, sestry, moji synovci a netere navštevujú kostol a držia sa Pána Boha. Però una cosa che meraviglia e mi ha meravigliato sempre è il fatto che prima di me e dopo di me nessun altro è andato al seminario o si è fatto religioso o religiosa. To, čo ma ale tak prekvapuje aj na našej rodine, je, že nikto ani predo mnou, ani po mne sa nevydal na cestu povolania, nestal sa kňazom. Vuol dire che anche se appartengo a una famiglia numerosa, tanto religiosa, non ci sono state vocazioni tranne la mia. Aj hoď patrím medzi mnohopočetnú rodinu, nebolo v našej rodine, neboli povolania. Tutti i miei fratelli si sono sposati, anche le mie sorelle. Sono morti già 3 dei fratelli, una delle mie sorelle. Všetci moji bratia sa oženili, sestry sa vydali, už zomreli 3 z mojich bratov, 1 z mojich sestier. Né i nipoti, né le nipoti, che tutte quante hanno studiato in scuole salesiane religiose, nessuno ha voluto o ha scelto essere salesiano o figlia di Maria Auxiliatrice. Žiadny z mojich synovcov a neterí, ktorí študovali mnohí na salesianských školách, si nezvolili túto cestu povolania stať sa zasvetenou osobou. Allora, che cosa accade nella mia vita per aver fatto la scelta di andare dai salesiani? Čo sa to teda stalo v mojom živote, že som sa rozhodol nasledovať salesiánov? Ho raccontato brevemente che un giorno all'improvviso mia madre si ammalò e dopo 15 giorni venne a mancare. Raz sa stalo, že moja mamka veľmi ochorela a po 15 dňoch sa to veľmi zhoršilo. Allora, po 15 dňoch zomrela. E allora 3 giorni prima che morisse, mentre chiacchieravo un giorno con lei perché avevo bisogno di soldi per comprare scarpe di gioco, 3 dní predtým, ako umrela, som sa s ňou rozprával, pretože som potreboval nejaké peniaze pre nové topánky. Mi disse, sai, sempre ho chiesto a Dio un figlio prete. Vieš, tak sa mi zdôverila, vždy som prosila Pána Boha, mi dal syna kňaza. E nessuno dei miei primi 3 fratelli mai è andato a nessun seminario. A nikto z mojich 3 bratov starších nešiel do seminára. I fratelli tutti quanti erano 4, sono ingegneri, uno avvocato e io l'unico prete. Všetci z týchto mojich 4 bratov sú inžinieri, jeden je advokát, ja som jediný kňaz. Allora in quel momento non so perché ho detto io sono quel figlio che tu hai chiesto. Neviem prečo, ale v tej chvíli som ja povedal, ja som ten syn, ktorého si ty pýtala. Forse perché volevo soldi per comprare le scarpe. Možno, že som chcel peniaze pre tie moje nové topánky. Il fatto sta che mia madre mi diede in quel momento il dono più grande nella vita, che è avere una vocazione. Mamka mi vtedy vyprosila, dala asi najväčší dar, aký som mohol dostať v svojom živote. Byť povolaný. Sono andato, avevo 11 anni. Mal som 11 rokov. Sono andato all'aspirantato, tanto lontano, a 700 chilometri dalla mia città. Vstúpil som do začiatočnej formácie, do ašpirantátu, ktorý bol vtedy veľmi ďaleko od nás. Ma io ho vissuto vicino a casa. Ale ja som bol blízko domu. Adesso meno di meno perché sono molto lontano dal Messico. Som oveľa ďalej, ako to bolo vtedy v Mexiku. Ma posso dire che da quel momento mi sono sentito veramente al mio agio. Mi sento come se fosse nato proprio per essere salesiano. Ale pamätajúc vtedy na tie časy, musím povedať, že som sa vtedy cítil veľmi dobre, ako keby som bol vo svojej koži. Comunque una prima scelta di andare in seminario può essere una cosa casuale. La cosa più importante è scoprire che la vita è come un GPS, cioè tu programmi e ti va portando a poco la carta di navigazione per dove Dio vuole portarti.
Rozhodnutie pre povolanie môže byť ale niekedy veľmi náhodné. Podobá sa ako takému GPS-ku, ktoré ťa vodí sprava doľava cez rôzne zákruty a ešte nakoniec tak privedie k Pánu Bohu. Io volevo stare sempre con i ragazzi, specialmente con i giovani più poveri. Chcel som byť medzi mládežou, medzi chlapcami, najmä medzi tou najchudobnejšou. E mi hanno inviato a lavorare alla scuola per i giovani più ricchi in assoluto. Ale poslali ma naopak medzi mládež, ale medzi najbohatšiu mládež, pracovať do školy, ktorá bola pre takých bohatších. Avevo campioni di nuoto, campioni di tiro, campioni di salto al cavallo. Mali tam v škole, mali sme tam majstrov v plávaní, majstrov v streľbe, majstrov v jazdení na koni. Allora si poteva fare tanto con quei ragazzi. Mohli sme robiť veľa vtedy s tými mladými. Per il fine settimana li portavo ai quartieri più poveri. Koncom týždňa sme ich vodili a sme boli pozerať také najchudobnejšie štvrte. Io non li portavo a Rocky Mountains negli Stati Uniti o a Colorado per sciare. Nechodili sme vtedy do Rocky Mountains v Spojených štátoch alebo do Colorada na lyžovačku. Non li portavo in Europa o a Disneylandia. Nechodili sme do Disneylandu alebo v Európe napríklad. Perché quello lo faceva la famiglia. Lebo toto robili už rodiny. Io li portavo dove la famiglia non li portava. Vodil som ich tam, kam sa s rodinou nedostali. A conoscere la realtà dei più poveri. Aby videli, ako žijú chudobní. E lì sono nate le vocazioni di quella scuola. A tam sa zrodili povolania z tej školy. Dopo avevo pensato che mi mandassero a studiare Sacra Scrittura e sono stato mandato a studiare Sacra Scrittura. Potom som sníval, že ma pošlu študovať Sväté písmo. Poslali ma študovať Sväté písmo. Un grande dono che mi ha fatto la congregazione. To bol veľký dar, ktorý mi darovala kongregácia. Dopo sono diventato direttore di un teologato provinciale, dopo consigliere dell'America, adesso rettor maggiore. Potom som sa stal direktorom študentátu teologického, potom provinciálom, potom regionálom a teraz som hlavný predstavený. Perciò vi dicevo che è come una carta di navigazione. Preto sa to podobá takému navigačnému systému, niečo ako tomu GPS. Cioè non sono stato io, c'è qualcuno che mi diceva verso dove andare, cosa si attendeva da me e ho cercato di rispondere. Nebol som to ja, ale bol to niekto iný namiesto mňa, ktorý mi ukázal, ako kde, ja som sa snažil iba odpovedať. E così la vocazione è un dialogo continuo tra Dio e noi che ci parla attraverso molteplici forme. Povolanie je teda taký ustavičný dialog medzi Pánom Bohom a mnou, ktorý stále sa prebieha a cez ktorý sa snažím odpovedať na moje povolanie. Ma sono tanto felice essendo salesiano che se mi capitasse di nascere di nuovo diventerei salesiano. Musím vám povedať, že som ale veľmi šťastný, že som salesián. A keby som sa mal znova narodiť, tak by som bol veľmi rád tiež byť opäť salesiánom. Così che vi invito anche voi a dare una opportunità a Dio. Chcem vás pozvať, aby ste aj vy dali šancu Pánu Bohu. It's important to give God a chance always. È importante dare sempre a Dio una opportunità. Je dôležité dať Pánu Bohu príležitosť, šancu. Grazie. Ďakujem vám.